Benvenuti e benvenute alla festa patronale del Santissimo Crocefisso. Facciamo subito un grandissimo applauso al Comitato La Leva 1997. Un applauso a loro per aver organizzato questa festa così sentita e così impegnativa, e a mezzanotte li vedremo qui sul palco. Un applauso anche alla Presidente Maria Beccari, ma li applaudiremo e li saluteremo dopo la mezzanotte. Intanto iniziamo subito questa manifestazione, ovviamente con il gruppo di casa, accoglieteli con un grande applauso. Associazione Tradizioni Popolari de Garteddi. Siete tutti e tutte veramente giovanissimi e giovanissimi. Io vi porto i saluti del presidente Francesco Lostia, che vi saluta tutti, ma intanto chiamo Giuseppe qui per un saluto vero. Giuseppe Brocca e la sua compagna, come ti chiami? Sofia. E Sofia. Allora Giuseppe, ti lascio subito, fatevi sentire, fate un applauso. Buonasera a tutti, ringraziamo il Comitato 1997 di averci invitato e a Novas vi saluto. Grazie. Aspettate qua un attimo, non scappate, fatemi compagnia. Giustamente Giuseppe dice bisogna essere veloci perché è una serata impegnativa con tanti gruppi di ballo, con tanti gruppi di tenore, quindi insomma bisogna spicciarsi. Però un po' di storia del gruppo la raccontiamo. 1979, l'anno di fondazione di questa associazione, che ha saputo portare veramente ovunque la bellezza di Galtellì, l'eleganza degli abiti tradizionali e ovviamente un pezzetto di Galtellì, vero? Intanto in attesa, questa è la festa, diciamo, che apre un po' la stagione estiva, la stagione primaverile e la stagione estiva, quindi in attesa di riprendere, di ricominciare a danzare in tutte le piazze della Sardegna e non solo. Ora vi potete riaccomodare, grazie a Sofia e grazie a Giuseppe. Sono giovanissimi, loro nel 1979 sicuramente non erano neanche in programma, ma lascio loro subito il palco per il primo ballo, Zuballu e Schina, che viene riproposto e riprodotto come si ballava anticamente. Questi ultimi anni c'è un grande studio per riportare sui palchi quella che è la tradizione vera. Vi lascio, intanto sento che si stanno preparando, fate anche un grandissimo applauso a Gabriele Solinas. Ho chiesto chi fosse il più piccolo e mi dicono che sei tu. Adesso ti chiedo quanti anni hai. 13. Gabriele Solinas, che ha 13 anni, e quindi con Zuballu e Schina un grandissimo applauso al gruppo folk Tradizioni Popolari di Galtellì.
al ballo allegro e vivace di Galtellì. Ancora applaudite, un grandissimo applauso a questi giovanissimi ballerini e ballerine del gruppo folk di Galtellì. Grazie, un applauso anche a Gabriele Solinas.